Siamo con l'ingegnere Santino Lopresti, presidente della Lega Calcio Dilettanti Sicilia, per chiedere appunto il suo punto di vista sulle dimissioni che ieri sono avvenute di Tavecchio. Tra l'altro sono state determinanti perché proprio l'LND, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, ha detto no alla continuità della sua presidenza. Io penso che abbia fatto bene perché di fronte, come dire, al di là poi delle responsabilità o meno, però quando tu sei a un vertice poi alla fine determini, diciamo, una tua scelta. Penso che questa sia una scelta libera. Io al di là delle questioni penso che la Lega Nazionale Dilettanti come dire, aveva il dovere di sostenere il suo presidente, l'ha fatto, però forse la forma in cui l'abbiamo fatto non è stata gradita. In ogni caso c'è stata che la Lega Professionista, Lega Pro cosiddetta di Gravina, da che il giovedì aveva dato la fiducia, poi ha detto di no, che non se la sentiva. Bene, io penso una cosa, che Tavecchio fa bene a mettere le sue dimissioni sul tavolo, ha fatto bene, perché se tu vuoi rifondare questo calcio, il calcio non è malato perché Tavecchio, perché Ventura, il calcio noi ce lo dobbiamo dire dal 2006 che noi non abbiamo un risultato, diciamo, che possa soddisfare il livello, il rango della nostra nazionale, quindi vorrà dire, come dire, che abbiamo tirato in questi anni. Bene, oggi c'è la necessità, come viene chiesto, ma non solo dalla parte politica, ma penso anche dalla stessa parte sportiva, quindi dal calcio, dal CONI, bene, c'è la necessità di partire con dei punti fermi, però io vedo che questa partenza con dei punti fermi come dire, non viene così come io credo debba avvenire, nel senso che tutte le leghe e tutte le componenti devono partecipare, non c'è come dire, la questione uno si sfila, questo vedo che i calciatori non partecipano, qualcun altro, qualche lega, la Lega D ad esempio ancora non ha il suo presidente, la Lega di B. Presidente, molti tifosi, molti agrigentini sono stati contenti delle dimissioni di Tavecchio perché Tavecchio ha penalizzato in un certo senso anche l'Agragas, in quanto fa giocare le partite a Siracusa, però le fa giocare anche quelle che si giocano alle 2:30. Capisco quelle delle 16:30 per motivi del campo di illuminazione. Ecco, quindi per questo molti tifosi, molti agrigentini sono stati contenti che Tavecchio, nella speranza che magari il nuovo presidente possa dare una deroga. Tavecchio ha dato 2 anni di deroga e quando poi noi siamo andati il terzo anno ce l'ha detto, qui dopo 2 anni non vediamo neanche il progetto, non c'è niente, quindi come dire sarà un terzo anno, ci sarà un quarto anno, ci sarà un quinto anno, quindi non sono le responsabilità di Tavecchio, le responsabilità sono di chi deve fare l'impianto di illuminazione. Lo si sa che è un campo di una squadra che gioca in Lega Pro deve avere alcune caratteristiche obbligatorie, quindi tant'è che si è fatta la deroga nei primi 2 anni per farla, quindi non ce l'ha. Quando non ce l'hai, così come ad esempio si è fatto, voi ricorderete, sulla sicurezza, ci sono state lamentele di tutti quelli che erano attorno, che hanno dovuto smobilitare, mi riferisco ad attività commerciali che si trovavano, quindi vi sono delle condizioni e questo lo si sa, quindi non è che il nuovo può, anzi vi devo dire che mentre c'è un presidente, il presidente assieme al consiglio possono derogare, quando c'è il commissario, noi lo sappiamo, lo vediamo anche nei comuni, i commissari si attengono alla norma e siccome è normato che senza illuminazione non si può giocare, non sarà data nessuna deroga perché, come dire, è stringente la questione e quindi mi dispiace che gli agrigentini pensano questo, avrebbero dovuto pensare che per ben 2 anni invece Tavecchio ha dato una deroga, non un anno, ma per ben 2 anni e che semmai ecco, le responsabilità vanno cercate in altre parti perché questa cosa non può andare avanti. Ecco, la soluzione di questo problema passa attraverso l'impianto di illuminazione